Dopo oltre 70 anni il maresciallo John Henry Coates, pilota inglese della Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale, ha trovato una degna sepoltura. L'associazione Romagna Airfinders cerca i velivoli caduti in battaglia e con loro i corpi dei piloti dispersi. Il velivolo di Henry era stato abbattuto nella zona di Cavarzere. Ora questo militare potrà riposare nel museo di guerra del Commonwealth che si trova a Padova. Christine è una sua nipote. Sono molto emozionata, è molto bello che abbiano ritrovato il corpo di mio zio. Quando me l'hanno detto mi sono commossa. È bellissimo che così tante persone siano venute dall'Inghilterra per lui, scomparso 72 anni fa. Sono Kevin, nipote di Harry. Mia madre mi ha parlato molto di lui e finalmente ora può riposare in pace in questo bellissimo cimitero. Grazie a chi ha avuto la costanza di cercarlo fino ad oggi. Sono molto emozionato. Un funerale iniziato nel Duomo di Cavarzere e concluso con una cerimonia semplice ma con fortissime emozioni a Padova. Da York, Inghilterra, sua città natale, sono arrivati i familiari, ma anche il cappellano militare e il picchetto d'onore. Nella Seconda Guerra Mondiale i caduti del Commonwealth in Italia furono quasi 50.000, ora sepolti in 37 cimiteri di guerra nel nostro paese. Oltre 4.000 tombe non hanno un nome e oggi la lapide di Henry Coates invece ha ritrovato nome e spoglie del pilota. Il cimitero di Padova si trova nella zona in cui gli alleati sfondarono le linee tedesche nella primavera del 1945. Qui riposano 513 militari. Abbiamo tutti, io credo, il dovere della memoria e anche nel tempo la necessità di esprimere in maniera tangibile l'apprezzamento per chi ha dato la vita a suo tempo, ed erano tanti giovani. Quindi a me da un lato fa piacere, ma è anche un onore essere presente a questa cerimonia.